Gli ultimi appuntamenti elettorali si svolgono in queste ore per i candidati al ballottaggio per la scelta del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, IDV, la destra e gli ecologisti di Palermo, che ha avuto il 47,42% di preferenze, e Fabrizio Ferrandelli, sostenuto da PD e liste di centrosinistra, col 17,34%. Nessuna novità negli apparentamenti delle liste, che rimangono gli stessi del primo turno. Dopo i litigi elettorali e anche qualche insulto personale, fra i due ex amici dell'IDV sembra tornata una pace che prelude anche al dopo elezioni, quando le varie anime del centro-sinistra potrebbero rinnovarsi unite per volontà del vincitore per il governo cittadino. Oggi è emerso che Ferrandelli giorni fa aveva presentato una querela contro Orlando per alcune gravi dichiarazioni rilasciate da lui in merito alle primarie che si sono svolte il 4 marzo a Palermo. Nei giorni scorsi però ha reso noto lo staff del giovane candidato, alla luce del clima positivo e propositivo che sta caratterizzando la campagna elettorale in vista del ballottaggio. Lo stesso Ferrandelli ha deciso di ritirare la querela per favorire quel rasserenamento necessario a creare le condizioni migliori per la rinascita della città. La commissione elettorale sta ricontando tutte le schede del voto per il Consiglio Comunale, dove per una manciata di voti non hanno superato il blocco del 5% la lista dei grillini e la sinistra e gli ecologisti per Palermo. Se il riconteggio dovesse far superare lo sbarramento alle due liste, il Consiglio Comunale subirebbe uno stravolgimento rispetto alle indicazioni del primo turno, con i partiti come PD e PDL che perderebbero già pochi consiglieri che sulla carta hanno ottenuto. La legge dà al candidato sindaco eletto una maggioranza di 30 consiglieri che vengono dalle liste che lo appoggiano e che hanno superato lo sbarramento.